Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, nuova settimana, nuovo mese, quindi insomma ci portiamo in un mese abbastanza importante per il Cagliari, per non dire fondamentale. Francesco si collegherà a breve, tra l'altro perché non vedo il banner? No, non si capisce perché non ci sia il banner qua. Scusate. Non c'è. Ah beh, quando si collegherà Francesco sicuramente. Allora, buongiorno a tutti, è una settimana importante perché il Cagliari giocherà mercoledì alle 18 in Coppa Italia al Maradona e poi domenica alle ore 15 ci sarà la sfida contro la Roma, quindi due partite assolutamente non facili, non semplici, una in Coppa Italia dove presumibilmente verranno schierate le seconde linee, anche per dare il minutaggio e vedere effettivamente qual è la condizione magari di alcuni giocatori che non abbiamo ancora visto in campo. Mi viene a pensare a Rodriguez, Kilixoy, magari ci sarà la possibilità di vederlo al primo minuto, ci sarà magari la possibilità di vedere anche Cavoti dal primo minuto, quindi vediamo un attimino, mentre poi domenica ci sarà la sfida contro la Roma in un certo modo di Ranieri, che ieri ha perso 1-0 contro il Napoli, quindi vorrà sicuramente recuperare i punti persi nella sfida contro appunto il Napoli. Allora, eccolo, buongiorno a lei. Scusate, telefonata a cui non potevo non rispondere. E salutiamo anche Marco, ben trovato. Allora, stavo un po'... fare in fretta. Come? Ho detto che sono riuscito anche a fare relativamente in fretta, perché pensavo Alla grande. Allora, che sei rimasto al telefono più a lungo. E invece è andata, è andata. Come stai? In forma? Dai. Nuovo mese? Lunedì, Sì, primo di giorno del mese, si stava meglio a novembre, diciamo ieri. così. Stava meglio ieri. Sì. Alla grande. Stava alla grande. meglio ieri. Allora, abbiamo un paio di argomenti, tra l'altro, ecco, spoiler un attimino, c'è nel consiglio di amministrazione si stanno decidendo delle cose importanti per il fantacalcio. Non ti sento, perché? Come non mi senti? Voi mi sentite? Non mi senti? Aspetta. Io ti sento, eh. Sì, no, Sento ma anche sicuramente... l'ambulanza. Aspetta, adesso non sento più niente. Ok, voi mi senti, Corrado, mi senti, perfetto. Prova, tu mi senti adesso? Prova. Togliamo le... Togli le cuffie. Senza cuffie. Non c'è... D'altronde è lunedì, e StreamYard Esatto. lo sa. E tra l'altro è anche cambiato il mese, quindi doppia motivazione. Vabbè. Ci sta. Ho tolto le cuffiette. Spero non ci sia troppo ritorno. No, io ti sento, vedi, Nicola dice vi sentite bene entrambi, perfetto, alla grande. Allora, Grazie, dicevo, feedbacks. ci saranno appunto delle novità dal punto di vista di Fanta 131, non le spoileriamo ancora perché, insomma, ci sono diverse situazioni, però poi andiamo bisogna fare un certo discorso, mi pare d'obbligo, nuova settimana, nuovo mese.
Il Cagliari Sì. comunque affronterà delle sfide importanti, però, vada. No, beh, semplicemente prendo spunto un po' cioè è un discorso che abbiamo già fatto e che probabilmente rifaremo ancora altre volte, e quindi così. E come sempre noi apprezziamo tanto e vi ringraziamo, lo diciamo costantemente. Ovviamente non parlo direttamente di chi è collegato stamattina, parlo in generale, come audience di 131. Ringraziamo tutti per l'attenzione che ci date, per il tempo che passate sui nostri canali, sia sul sito che sui social, nelle dirette e quant'altro. Apprezziamo tanto le interazioni. Abbiamo fatto una bandiera del nostro modo di fare giornalismo, però ogni tanto mi sembra che forse abbiamo esagerato con la fiducia nei confronti di chi ci legge, di chi ci segue e quant'altro, soprattutto nella fiducia e nella possibilità di poter scrivere quello che si vuole. Ci sono stati dei commenti tra la diretta, i pezzi di ieri, un po' in generale in questi ultimi giorni, che c'è un'aria un po' che sinceramente non mi piace, e soprattutto non mi piace quando si esprime maleducazione, quando non si capisce l'italiano e quindi si dà di quello che sono gli articoli scritti da chiunque di noi un'interpretazione totalmente personale, totalmente folle in qualche modo, e per cui sinceramente è un po' avvilente passare la domenica al lavoro cercando di fare qualcosa di qualità, che possa anche portare poi un contributo alla discussione, al dibattito, e poi vedere certe cose che col dibattito non hanno niente a che vedere, con di fatto la mancanza di volontà proprio di vedere il mondo in modo diverso dal proprio, e soprattutto ci sono delle cose che mi fanno imbestialire senza sosta. Uno è il discorso relativo a no, ma le domande scomode, questo mito delle domande Le donne scomode, scomode. del non fate domande scomode perché sennò poi voi non entrate in sala stampa, al netto del fatto che se non entro in sala stampa non c'è nessun tipo di problema, perché oramai si può fare tutto quello che si vuole, e perché vi assicuro che partecipare alle conferenze stampa è una cosa di routine, ma è un'attività che non ci cambia il modo di fare questo lavoro. Quindi basta con questo falso mito delle domande scomode, perché tra l'altro non mi pare che noi negli anni abbiamo lesinato domande scomode né al presidente Giulini, né ai direttori sportivi, né agli allenatori, né ai calciatori che si sono susseguiti a Cagliari. Quindi sinceramente non dovrei neanche rispondere a queste idiozie, sinceramente, ma siccome vedo che ogni tanto è uno di questi argomenti che al popolino piace buttare in mezzo quando effettivamente si sia stravaccati sul divano con la pancia piena e mentre si sta grattando la pancia non si è soddisfatti di quello che si è visto magari in campo, come se fosse colpa della stampa in questo, e quindi sinceramente basta, perché va bene, anzi assolutamente sacrosanto il fatto di avere idee diverse, purché siano espresse con rispetto del ruolo che ognuno di noi ha, e soprattutto con educazione. Non tollero la malafede da parte di chi scrive e il fatto che si pensi che noi siamo in malafede, perché è una cosa che proprio, guardate, mi fa uscire di testa, perché voi non avete minimamente idea dei sacrifici che stiamo facendo ogni giorno per portare avanti questa baracca, e quindi sinceramente sentir parlare di queste cose è tempo sprecato, e tra l'altro non fa neanche bene alla mia pressione da quel punto di vista. Esatto. Non ho nessun tipo Esatto. di utilità o di secondo fine a fare questo tipo di atteggiamento che spesso chi non vede al di là del proprio naso ci rinfaccia nei commenti. E poi aggiungo un'altra cosa, l'altra cosa che mi dà molto fastidio è quando veniamo accusati di difendere
appunto l'allenatore di turno o la società di turno, perché ci è capitato col Cagliari, ci è capitato con la Torres, ci è capitato anche con l'Olbia, pensate un po', in passato. In questo caso io dico, al di là del fatto che ovviamente non c'è nessun tipo di volontà di difesa, perché non hanno bisogno sicuramente della difesa di 131, detto ciò, ci sono delle cose che vanno sicuramente messe sul piatto in maniera chiara, indiscutibile, e quando si fanno delle analisi bisogna anche considerare i dati, i numeri, il contesto, quello che si vede, ok? Perché se si va soltanto a ragionare di pancia, ragazzi, voi lo potete fare, noi no, ma non veniteci a insegnare il nostro mestiere, perché questa è una delle cose che sinceramente è intollerabile, soprattutto non si può piacere a tutti, però questo ci sta, nessuno vuole piacere a tutti, ma non dovete mai dubitare della buona fede, perché sarebbe una cosa ingiusta e anche poco rispettosa nei nostri confronti. Chiuso. Anche perché a chiusura ci vedete ogni giorno, quindi sapete benissimo quello che andiamo a pensare, quello che diciamo, e chiusura sul discorso delle conferenze stampa, non mi pare che ci siano mai state fatte delle domande, ma in generale nessuno ha mai ragionato, sì, vabbè, non vi preoccupate, recupereremo. Le domande sui giocatori, sull'allenatore, sul modo di giocare sono sempre state fatte. Ovviamente dall'altra parte ci sono anche delle risposte, ognuno dà le risposte che vuole, ok? Noi ogni giorno ci mettiamo la faccia, ogni giorno siamo in diretta, ogni giorno diciamo quello che pensiamo, commentiamo pre e post a caldo, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, quindi vedete ogni punto di vista, siamo questi, quindi il discorso lo dico anche se sono tra gli ultimi a essere arrivato, ci sono tanti canali che parlano di Cagliari. Se non vi piacciamo andate da altro, non c'è problema, ci mancherebbe. Però non mettete in dubbio la nostra buona fede, perché noi siamo qui ogni giorno a dire la nostra e a portarvi comunque anche altri punti di vista. Su questo aggiungo anche il fatto che con Cagliari Social Arena abbiamo volutamente puntato su una formula che porta dentro una trasmissione diversi punti di vista, Esatto. diversi modi anche di fare contenuti sul web, volutamente, proprio per quello, proprio perché ci piace il dialogo, ci piace il dibattito, ci piace poter discutere, a volte anche animatamente, come è capitato anche in passato, però ogni tanto purtroppo bisogna rimettere le cose in bolla, come si suol dire, quindi è chiaro che non piace, dispiace, anzi proprio dover fare questi discorsi, però io ve lo dico, cioè, a me sabato sera è dispiaciuto vedere Luca che aveva la responsabilità dei commenti, ogni tanto avevo delle facce un po' così, e quindi, ripeto, siccome quando siamo in casa, quando il Cagliari è in casa, tocca a me fare quel tipo di compito, quindi so perfettamente cosa vuol dire, e io capisco che siamo lo sfogatoio di tutti, l'abbiamo messo in conto, cioè, se no non saremmo andati fuori dallo stadio, non avremmo fatto in tutti questi anni pre post partita, però credo comunque che serva anche un minimo di chiarezza anche nelle regole di ingaggio, perché ricordatevi sempre che siete a casa nostra, al di là di tutto. Noi vi abbiamo aperto le porte, vi apriamo le porte ogni giorno, non vi chiediamo nulla per stare dentro casa nostra, l'unica cosa che chiediamo è il rispetto. Ovviamente non sto parlando di chi è collegato stasera, cioè stamattina in questo momento, parlo in generale, soprattutto di chi commenta sul sito, perché poi sul sito non c'è la possibilità di bannare le persone, perché purtroppo ci si scrive con email fasulle, quindi è tutto un giro abbastanza complesso, e c'è gente che su questo ci marcia, solamente ci naviga. per spargere un po' di veleno, e ripeto, a noi dispiace, però ricordatevi che comunque al netto di tutto siete a casa nostra, e quindi l'unica cosa che vi chiediamo è il rispetto nei nostri confronti e nei vostri confronti, cioè anche tra utenti, perché questo purtroppo capita spesso.
sulle prese in giro di Luca. Bonario lo sapete. Dai, ci sa. E ringraziamo anche Stefano della donazione. Grazie, Stefano. Francesco, d'accordo su tutto, continuate così, questo è giornalismo non becero, chiacchiera da incompetenti che si fregiano del titolo i tifosi. Grazie, grazie davvero. Facciamo entrare il nostro ospite. Per alzare ulteriormente il livello Esatto, di questa esatto. diretta, cioè non è che qua Eccolo. non è che portiamo ospiti Che avete Guarda un po'. combinato? Che di avete livello combinato? becero. Che avete Buongiorno. combinato? Che avete Gianluca combinato? Antonio. Polemiche niente. clamorose. Che avete Noi combinato? niente. No, noi niente. Come niente? Cioè, fate imbestialire tutta la Sardegna. Non avete Noi combinato rispondiamo e niente. basta. Noi rispondiamo e basta. Reduce, il buon Gianluca Viscogliosi sportivo, Sì. reduce da Juventus Cagliari sabato, ti abbiamo rotto le scatole proprio per Sì. quello, Gianlu, perché insomma chiaramente c'eri e quindi ci interessa anche avere il parere un po' su quella che è stata la partita di sabato, come abbiamo fatto in settimana scorsa, no? Abbiamo fatto il pre-partita. Oggi facciamo il commento a freddo il giorno dopo, anzi 2 giorni dopo in realtà, perché a noi interessa molto il punto di vista, come ti ho detto anche l'altra mattina, il punto di vista di un giornalista esterno, cioè di uno che non fa quotidianamente il Cagliari e che quindi, no, riuscendo a coprire un po' tutta la Serie A, ha un'idea un po' più globale rispetto a quella che può essere la nostra. E quindi, prima domanda secca, così diretta, ti è piaciuto il Cagliari sabato? Allora, onestamente non mi è piaciuto tanto per tanti motivi, perché era una Juventus attaccabile, cioè si vedeva che era un po' sulle gambe come è stata l'Inter ieri a Pisa, e purtroppo non mi è proprio piaciuta la gestione dello svantaggio. Beh, questo è anche un po' stupido dirlo perché prendi gol dopo 20 secondi, però in più non mi è piaciuta proprio la mancanza della percezione del pericolo che ha avuto la squadra, soprattutto in certi casi. Ad esempio, Yildiz fa 2 gol dove è quasi sempre da solo. Tra l'altro, va via Vlahovic. Se ce n'è uno che devi marcare un po' più in maniera arcigna, quello è Yildiz. Io non vorrei che senza Mina questa squadra in difesa non ha quella, c'è Luperto sì, ma Mina è quel giocatore che ti tiene sempre la radio accesa a livello di intensità, e anche di uno contro uno. Quindi quello è il dispiacere, perché la Juventus era tranquillamente attaccabile, secondo me si poteva uscire comodamente con un punto dallo stadium. E infatti l'altra cosa che mi è dispiaciuta è non aver avuto un po' più di coraggio nel secondo tempo, quando la Juve ha abbassato il ritmo e tu non sei riuscito mai a proporre qualche trama, eccezion fatta per le sgroppate di Palestra. Vi faccio un esempio plastico di confronto. Ieri sono stato a Pisa per Pisa-Inter. Il Pisa anche ha perso 2-0, ma ha fatto una prestazione importante contro l'Inter, che come la Juventus veniva dall'impegno in Champions League. Il Pisa ce n'ha messo tanto, poi vabbè, Pisa giocava in casa, il Cagliari no, quindi qualche differenza c'è. Però secondo me questa squadra, dalla partita che ho visto, dovrebbe ritrovare un po' più di grinta, un po' più di cattiveria. Ho visto anche qualche comportamento, insomma, un po' troppo tranquillo, quando tranquillo non devi essere. Ad esempio, secondo me Folorush è un giocatore che deve ritrovare un po' la cattiveria di inizio stagione. Cioè, capisco che poi il mister ha dei concetti importanti, però è pur vero che una squadra di questo tipo deve prima di tutto mettere in campo grande combattività e grande energia. Se no, la salvezza si fa una cosa molto molto complicata. Per carità, siamo ancora in tempo ed era comunque la Juventus, però si deve cercare da queste partite di prendere davvero il peggio e di ribaltarlo. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, Lu, perché Folorush è uno dei giocatori dove si è vista forse maggiormente l'involuzione rispetto a inizio campionato. È inutile, lo diciamo ancora una volta, ma non deve essere assolutamente un alibi, ma è un dato di fatto. C'è un Cagliari con Belotti e un Cagliari senza Belotti. Il Cagliari non vince dal 19 settembre, dalla trasferta di Lecce, dove appunto Belotti fece 2 gol, Esposito prese 2 pali. L'infortunio di Belotti con l'Inter ti ha portato 5 sconfitte e 4 pareggi. Hai fatto 9 gol fatti e 16 gol subiti. Tra questi 16 gol subiti, e vado alla domanda, c'è quello che hai detto tu, ovvero la mancata percezione del pericolo. Perché se noi andiamo ad analizzare i 16 gol subiti dal Cagliari in queste 9 partite, sono tutti errori, in alcuni casi anche orrori, perché la partita col Genoa ti dimostra Certo. dove sali senza un perché, senza controllare dov'è l'avversario.
Ieri Ildiz, cioè ieri sabato, Ildiz sul pareggio 22 secondi dopo. Quindi nemmeno dici 18. come potevi essere non concentrato. Cioè rimane lì da solo un nome a caso, Ildiz, cioè il più pericoloso. Allora queste problematiche che si presentano in maniera continuativa, perché ogni partita ci sono degli errori, sono assolutamente allenabili, certo, però queste ti costano che cosa? Un inizio di stagione dove c'erano tanti presupposti, non si dimentica ovviamente l'inesperienza da parte di Pisacane, però adesso c'è un ciclo di partite, mettiamo anche la Coppa Italia, dove da qui fino a fine, a fine anno sono 5 partite Napoli, Roma, Pisa, Torino e Atalanta. Non le ho messe in ordine di giocata, però sono partite alcune complicate, ma dove necessariamente devi cominciare a fare i punti. E soprattutto devi ritornare alla vittoria, perché non ti puoi permettere in un campionato come quello della Serie A, dove il livello per chi retrocede è basso, di non vincere per 2 mesi e mezzo. No, è vero, tra l'altro poi tu, cioè, in basso alla classifica c'è ancora quell'asterisco della Fiorentina che Sì. oggi lo devi tenere lì, però è una squadra che può fare un filotto per la bassa classifica importante e tirarsi fuori con grande agilità. Poi devi capire anche a Verona che succede, può succedere un cambio in panchina e quindi possono avere una scossa classica di chi ha il cambio in panchina. Per questo più che poi i punti per carità che servono, però da partite come quella contro la Juventus tu devi tenere buona la prestazione, ripeto, quello che fa il Pisa ieri, Gilardino esce e comunque secondo me è contento. Per me Pisacane magari è contento perché lo deve dire o comunque soddisfatto perché lo deve dire, ma su certe cose secondo me non è troppo contento. Per me la quadra a centrocampo ancora deve trovarla perché anche la formazione iniziale, tra l'altro la mia ragazza che è sempre molto attenta alle vicende di Cagliari mi dice che ha cambiato tutte quante le formazioni, non ha mai fatto una formazione uguale. Cioè, 13 su 13. andare con l'Iteta, non lo so, secondo me lì va trovato anche un centrocampista, magari sarà roba per il direttore Angelozzi nel mercato di, cioè quello che ti è mina per la difesa lo devi trovare un po' a centrocampo, uno che alzi il livello mentale della squadra, non necessariamente serve un giocatore di esperienza, però proprio un giocatore con quelle caratteristiche lì dell'intensità, della cattiveria, perché se tu ci pensi nel pacchetto di centrocampisti hai quasi solo magari per non dire piedi buoni, ma quello che corre di più è Adopò perché poi Pravi comunque è un giocatore di raccordo, Liteta per quello che l'ho visto non mi sembra un grande incontrista, in certe parti della partita e del campionato tu devi fare un po' di cattiveria e portare anche gli altri, lo stesso magari o lo stesso De Iola che ora vediamo in difesa lo sarebbe per il centrocampo, ma non è che può fare tutti e due i ruoli, quindi secondo me è da capire lì, perché poi la difesa è esposta se il centrocampo viene un po' meno, perché ora lì davanti qualcosa riesci anche a creare. Inizio campionato era un po' la situazione contraria, adesso si è invertito il trend. Sicuramente c'è un po' di equilibrio da ritrovare e questo può farlo solo Pisacane, non lo possiamo fare noi. Di certo i gol che hai preso sono, non so, abbastanza, è un peccato prendere quei gol così, soprattutto l'1-1 e poi una volta che hai fatto 1-1 devi praticamente far sgonfiare il pallone e andare all'intervallo nel pareggio. È come se mancasse anche un po' di maturità a questa squadra, a questo livello qui. Fra? Sì, no, guarda, sto facendo dei fermi immagine, come si suol dire, per commentare l'1-1, perché secondo me tutto quello che ha detto Gianlu è assolutamente giusto e condivisibile. E vorrei che ci soffermassimo appunto un attimo su quelli che sono, su quella che è stata poi la gestione del vantaggio, perché veramente dal gol di Esposito al gol di Ildiz passano 18 secondi, cioè 18 secondi è una roba che veramente non si può pensare, ovviamente tolta l'esultanza, quindi tolto il minutino abbondante per esultanza, replay e quant'altro. E, questo è già il momento in cui secondo me la frittata è già fatta, cioè nel senso in cui Kalulu che parte da destra si accentra verso la tre quarti, Obert va sullo Juventino ma non interviene praticamente mai. L'Iteta che dovrebbe stare lì al posto di Obert sta a sinistra a coprire il buco fatto dallo slovacco e ha due giocatori contro che sono McKennie e Conceição. Obert qui cosa ci fa? Domanda. Foloruncio
praticamente qui in teoria mancano ancora 6 o 7 secondi poi al tiro di Ildiz. In 6-7 secondi guadagna una riga e mezzo di campo, ok? Cioè praticamente non interviene, sta retrocedendo con calma al piccolo trotto, non ha il minimo, cioè non ha nessuno intorno, non va da nessuna parte a cercare di coprire uno spazio, non va da nessuna parte a cercare di intervenire su un avversario. A dopo resta nella terra di nessuno. Zappa in questo momento sta tenendo Ildiz. De Jong è qua dietro, dietro Vlahovic, con Luperto là in copertura. Teoricamente questa sembrerebbe una difesa schierata e non dovrebbe prendere gol una squadra che è messa così, in teoria. Se andiamo avanti al secondo fermo immagine, che è questo, qua la palla è già passata, guardate la situazione. Foloruncio ha fatto 5 metri probabilmente, 6 metri, sempre alla stessa velocità. Obert resta in una zona lì abbastanza indefinita. Liteta, la palla non arriva con Seisao che volendo potrebbe tagliare da solo dentro l'area. Liteta viene fermato da McKennie perché nello scatto Liteta cade perché McKennie lo sbraccia e lo butta in terra. Guardate dove Kalulu, a fianco c'è Zappa che è in una zona di nessuno, esatto, una terra veramente di nessuno. De Jong si è staccato da Vlahovic per andare a chiudere su Thuram. Thuram sta davanti, sta dietro in realtà un triangolo formato da Adopo, Palestra e De Jong. Zappa fa il movimento per andare là, okay, lasciando completamente Ildiz. Però poi alla fine non interviene perché Ildiz qua è già da solo. Perché Obert non sta stringendo, non sta marcando nessuno, Zappa non sta marcando nessuno. Fra, c'è un frame, scusa un attimo se ti interrompo. Il frame tra il primo e il secondo c'è la palla che prende Ildiz che anticipa Zappa, perché Zappa era attaccato a Ildiz. E poi lo lascia. Ma quello ci può stare, quello è una sponda, cioè. Certo, okay, però poi guarda Zappa dove va? Va verso la palla. Stare. E questo è l'ultimo frame del tiro poi alla fine di Ildiz con De Jong, vabbè, che è a terra perché ha provato l'intervento, è sfortunato perché la palla gli rimbalza addosso e poi arriva pronta per Ildiz lì al centro. Zappa che ha perso il tempo, perché purtroppo non si può mandare il video perché col video si vede ancora meglio. Zappa ha perso il tempo. Obert prova, ma in realtà non interviene perché non ha il tempo di intervenire perché si ritrova là appunto nella terra di nessuno. Liteta è già a terra, a dopo anche lì non riesce a intervenire perché non riesce a intervenire, insomma è una situazione veramente incredibile. Scusate, devo rispondere al telefono nuovamente. Tra l'altro hai fatto la ricostruzione è bella e si capisce quello che dicevamo prima, è come se non ci fosse stata la percezione del pericolo. La percezione del pericolo che contro una squadra come la Juventus la devi avere, ma ti dirò di più, prendi l'1-1 bene, ma il 2-1 ti nasce sempre comunque sia da questa corsa di Kalulu che ti taglia in due, quindi è come se non hai imparato niente dalla situazione precedente. Io poi non posso pensare che non sia stata una cosa comunque preparata, perché tra l'altro in questo modulo qui è evidente che una delle peculiarità sono proprio i due che compongono la linea 3, i due esterni della linea 3 che si sganciano, ti vengono a portare superiorità numerica ed è un qualcosa che le altre difese devono leggere. Penso proprio che in campo non ci sia questa percezione qua, infatti le rincorse lente di cui parlava Fra prima, che non puoi pensare di avere dopo neanche mezz'ora perché le energie ce l'hai, derivano anche dal fatto che magari tu pensi vabbè c'è qualcun altro che per me recupererà, ma si crea in chi sta a 30 metri prima, ma anche chi sta 10 metri a fianco. Liteta va morbido, troppo morbido sul contrasto con McKennie, per quello dico che un giocatore del genere forse non te lo puoi permettere in match così anche di battaglia, perché è davvero troppo leggero, comunque va sempre troppo leggero nell'intervento, nel primo passaggio e altro. Ripeto, è ovvio che qui stiamo quasi facendo le pulce, è una squadra che ha perso 2-1 contro la Juventus e ti dico la sensazione purtroppo che ho avuto è che quasi la squadra si accontentasse del 2-1, cioè come per dire guarda, faccio 2-1, ci può stare, sereno, questa è la percezione, non dico che per carità non parliamo del piano, che non posso pensare che questa è la percezione, che perché, ripeto, non hai avuto neanche quella roba di dire ma, con questa Juve provo ad andarla a riprendere, provo ad andare.
È saltato Gianluca, l'hanno chiamato sicuramente. È saltato Gianluca nel frattempo. Eccomi, scusate, no, mi ha chiamato per una visita, stavo aspettando questa chiamata da settimane, quindi Ecco, e mi chiaramente. sembrava il caso di dover rispondere Aspetta, assolutamente, perché eccolo sennò qua. poi... Rieccomi, Eccoti rieccomi. qua, eccoti qua. No, quindi per chiudere, Lu, parlavo del fatto che quello mi è dispiaciuto di più. C'era una partita in cui la Juve era chiaramente attaccabile nel secondo tempo, è come se a un certo punto ti sei quasi eh, accontentato di perdere solo 2-1. C'è stata quella sgroppata di Drissi su imbeccata di Sì, con Esposito l'esposito. e poi poco L'azione forse di altro. Felice alla fine, però ecco, Sì, sono però- proprio situazioni a sé. È ovvio che, ripeto, probabilmente quello che è mancato, oltre agli errori, c'è anche un discorso a centrocampo, perché a questo punto... Ma il problema è che proprio venerdì ho fatto io proprio la domanda sul discorso di Folorunsa dopo e Prati, che comunque nelle ultime partite erano al Guarda, di che ha sotto. risposto, ha messo Esatto, l'itezza. esatto, esatto. Non te l'aspettavi, quindi non te Però l'aspettavi. è ovvio che ci vuole sicuramente più concentrazione. Non è pensabile. Perché poi, sai, può succedere. Tanti errori ci sono in Serie A. Però quando ogni partita c'è una situazione diversa dove dici, ma perché? Questo dopo 18 secondi. Lì vuol dire che tu hai fatto il gol, ma poi non ti sei già messo sull'attenti a controllare ogni cosa. L'unione fa la forza. In questo caso, come hai detto tu, magari no, vabbè, tanto ci penserà un altro. No, ci devo pensare anch'io. Perché l'unione fa, in questi casi è fondamentale essere compatti. Perché se tu lì sei compatto, il gol non lo prendi. Perché il Dis non sta lì al centro dell'area da solo. Com'è possibile? Però Non è... anche su questo posso dire una cosa, nel frattempo saluto il mitico Roby Garau. Roby, ci Ciao dobbiamo Roby. vedere assolutamente per pranzo in questi giorni. Al netto di questo, siamo la testata per le comunicazioni private, come puoi vedere Gianlu, noi siamo Ci abbastanza sta, liberi su giusto, questo. giusto, No, giusto, scherzi a giustissimo. parte, tu hai detto Luca, giustamente, abbiamo già parlato, 13 formazioni che cambiano, anche diversi sistemi che cambiano. Non è quello secondo me tanto il focus, perché ieri il Napoli ti ha dimostrato che cambiando pelle, mettendosi a specchio contro la Roma, andando a giocare una partita tosta in casa della capolista, poi alla fine se tu hai l'identità tua, che è quella appunto di avere sempre quella voglia di andare a prendere l'uomo, sempre andare a quella voglia di andare a recuperare il pallone, di fare male, di ripartire, via dicendo, puoi giocare a 6, puoi giocare a 8, puoi giocare a 2 dietro, ma poi alla fine quello che conta è come interpreti la partita, come la metti in campo e alla fine sei premiato, perché è quello, cioè non è tanto il fatto che il Cagliari a Torino abbia giocato col 5-3-2 con l'Iteta e quant'altro, quello che sta mancando a questa squadra è quella famosa attenzione e concentrazione di cui stiamo parlando dall'inizio dell'anno, perché il gol di Ildiz, l'1-1 di Ildiz, una squadra attenta e concentrata non lo prende, non lo Ma poi, prende. poi Fra Yildiz non è che fa una grande azione, mentre ad esempio il 2-1 È dicevo che 2-1, un'azione, certo, certo. non ci però puoi lo dire dico anche a niente. Luca, nasce comunque dalla stessa situazione di Calulu che ti va Sì, sì. a rompere la Esatto, linea, quindi sì, se tu sì. l'hai visto già prima un po' più di attenzione la devi avere, poi Calulu è un giocatore di energia, se ti arriva dopo 20 metri di corsa è evidente poi fai fatica a prenderlo se tu sei statico, no? Però è comunque un'azione ben orchestrata dalla Juventus, l'1-1 è proprio molto casuale, mezzi rimpalli, mezze robe, mezze situazioni. E quindi quello è il peccato. Ripeto, io torno sempre a Pisa ieri. Lautaro fa un gol bellissimo, l'1-0. Il Pisa che ci puoi fare? È andata così, poi là si rompe un po' la magia. Un quarto d'ora dalla fine, 10 minuti dalla fine, dopo una partita ottima e ci sta. Cioè, devi far fare le cose belle agli altri. Per Certo. provare ad avere zero alibi e poi metterci un po' di, ripeto, quella cattiveria che mi è dispiaciuto non vedere nel secondo tempo, perché non dico che si poteva vincere, pareggiare o altro, però comunque potevi lasciare ai tifosi qualche cosa di diverso, mentre invece secondo me gli lasci un po' più di preoccupazione. Sì, ma poi guarda, l'ho scritto ieri sera. eh, Fabregas nel post partita di Como Cagliari in sala stampa ci ha detto, ti ricorderai, insomma, ricordiamo tutti la partita contro il Como, no? 70, quant'era? 75% di possesso palla per il Como, 25%
Per il Cagliari, Fabregas diceva: io queste partite le ho giocate 1000 volte quando ero al Barcellona, quando ero con la Spagna, a volte anche in Inghilterra. E come le risolvi queste partite? Con la giocata del campione. Leo Messi, David Villa o giocatori del genere. Ecco, Ildiz sabato ti ha dimostrato che è una partita in cui la Juve ha dimostrato di essere in un momento tutt'altro che ottimale, perché comunque positivo sì, perché sono sei partite senza sconfitte tra campionato e Champions, però sicuramente non ottimale, non quello che vorrebbe, non quello che si aspettano a Torino, e ti ha dimostrato che è una partita brutta, una partita ricca di errori, perché anche la Juve ha fatto un sacco di errori contro il Cagliari, poi alla fine ha il giocatore top che con una giocata ti risolve la partita. Il Cagliari probabilmente queste possibilità non ce le ha, perché al di là forse di qualche strappo di palestra, qualche giocata estemporanea là in attacco, per il resto è una squadra che va molto, no, a sprazzi, va molto a un po' di anche di pancia, mi viene da dire, in alcuni momenti. Ecco, la gestione del gol di Ildiz secondo me è proprio una gestione di pancia, intesa come gestione negativa, perché lì ognuno ha detto no, vado io, no, vai tu, però stai andando tu, allora non vado più io, mi sposto, e alla fine la non va nessuno. Non va nessuno, Cioè. lasci libero il giocatore più pericoloso di tutti e va, e sappiamo com'è andata a finire. Va bene, Gianlu, grazie di essere Ciao, stato ragazzi. con noi stamattina, ci Grazie, vediamo presto, Gianlu. un abbraccio, Alla buon prossima, un lavoro. abbraccio a Un voi. abbraccio, Ciao, ciao Gianlu. Gianlu. Ciao. E vabbè, e quindi no, interessante, ripeto, per me avere l'occhio critico di chi Esatto. non segue costantemente il Cagliari, per capire anche se poi appunto ci sono delle cose che a noi sfuggono, proprio perché invece lo guardiamo costantemente. Comunque continuiamo a parlare di Cagliari con il secondo ospite di oggi, il graditissimo ritorno del decano della stampa sportiva sarda del Lussi, ovvero Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. Ciao Henry, ben ritrovato, Ciao, buon Henry. lunedì. Sì, buongiorno. Ben trovato. Allora, subito una preghiera, non fate domande difficili perché oggi sono stanco. Perché quindi- oggi è lunedì 1 dicembre. Perché oggi è lunedì per tutti. Oggi è lunedì Quindi, per tipo, tutti. domande tipo chi ha vinto lo scudetto nel 1969-70, cose così. Ecco, andiamo A sul Marcord. vintage, quindi andiamo sul A Marcord. vintage. Henry, anche a te subito, commento tranchant sulla parità di sabato, come hai visto il Cagliari, ti è piaciuto o non ti è piaciuto, perché? No, allora, diciamo che mi è piaciuto per certi versi, per altre cose non proprio, però diciamo che ho trovato così, in genere non mi piace fare critiche verso colleghi, ne faccio una un po' così leggera. Ho visto qualche altro giornale, qualche altro sito, insomma, che ha dato delle valutazioni un po' troppo negative per i giocatori del Cagliari. Ecco, le ho trovate un po' ingenerose, però chiaramente ognuno il calcio lo vede, non è una scienza esatta, quindi secondo me la maggior parte dei giocatori hanno fatto una buona partita, perché non dobbiamo mai dimenticare che davanti c'era la Juventus, il Cagliari ha perso 2-1 e sino alla fine della partita il risultato era in ballo, quindi già questo ci dà l'idea di una prestazione assolutamente buona. Luca? Eri, io vado proprio sul discorso, ne stavamo parlando prima anche con Gianluca. Sì, È vero il discorso della Juve, dove comunque è una squadra che sicuramente ha altri obiettivi rispetto al Cagliari, però è innegabile che nelle ultime partite il Cagliari ha decisamente diminuito il suo appeal a livello di gioco. Io ricordo le prime partite si vedeva qualcosa di diverso, ultimamente ci sono stati ancora una volta il discorso degli errori, nel senso che situazioni dove non viene percepito il pericolo, perché nella partita contro la Juve, ne stavamo parlando prima, abbiamo visto anche i frame, dopo 18 secondi non puoi prendere il pareggio, cioè certo. chiunque abbia giocato un minimo a pallone, nel momento in cui fai il gol devi essere sempre più che concentrato, e qui la concentrazione non si è vista, quindi è una situazione dove ogni partita, perché non possiamo dimenticare anche la partita col Genoa,
una partita, un 3-3 per chi vede il risultato e dice ah, bella partita, ma io in quella partita vedo tanti errori da una e dall'altra parte, attenzione, non solo la parte del Cagliari, però noi parliamo di Cagliari, quindi dobbiamo fare il focus sul Cagliari. Ed è una situazione dove ogni domenica, ogni giovedì, ogni gara ci sono delle situazioni diverse dove rimani stupito e dici ma perché è successo questo? Quindi mancanza di concentrazione. E allora ti chiedo, nel momento in cui c'è questo problema, perché è un problema, è un dato di fatto, dove bisogna andare a parare per risolvere questa situazione? È una situazione allenabile, certo, perché è ovvio che viene fatto un allenamento su questo, ma nel momento in cui sei nella gara non sei concentrato. E questo è il punto. Quindi cosa bisogna fare? È un problema dell'allenatore? È un problema del gruppo? È un problema di concentrazione? È un problema di mentalità? Ma secondo me il punto chiave è che questa squadra è composta da tantissimi giovani, alcuni assolutamente la prima esperienza in Serie A, altri che in Serie A ne hanno fatto poca, quindi l'origine di queste di questa scarsa concentrazione o distrazione, perché poi più che altro in occasione del gol del pareggio si può parlare di distrazione di alcuni giocatori che stavano ancora nella testa festeggiando il gol, e quindi questo è il problema più evidente, che secondo me però andando avanti nel campionato migliorerà. Sono sicuro che ci sarà una crescita sotto questo profilo. Poi rimanendo al periodo, così per chiudere il discorso, diciamo che prendendo in esame le ultime 3 partite, cioè Como, Genoa e Juventus, io ho visto una squadra un pochino più in crescita, forse perché ha un po' sistemato qualcosina, però i difetti ne restano ancora tanti. Però aver pareggiato col Como, poi perché secondo me la partita del Genoa in pratica è stata, cioè in teoria è stata vinta perché il pareggio è arrivato solo per quella disgraziata disattenzione di Caprile, e poi con la Juve, ripeto, per me è una prestazione sostanzialmente positiva, quindi qualche segnale di ottimismo c'è. Poi tenete in considerazione il fatto che quando chiamate me avete sempre il mezzo bicchiere pieno, l'avete già capito, quindi Grande Henry. Quando vogliamo ottimisti chiamiamo te, quando vogliamo pessimisti chiamiamo Ivan Esatto, Paolo, esatto, per- esatto. a seconda Ma lui un vabbè. giorno vi portiamo insieme, Henry, così vediamo No, ma Esatto. noi siamo di molto, bilanciare. siamo molto legati, tra l'altro siamo tutti e due sommelier, quindi un po' ubriaconi, Appunto. quindi Facciamo uno speciale su esatto, quello. a cena con Esatto. Enrico e Ivan. Esatto. Possiamo Vabbè. farlo come format. Non so come Ok, la ok. finiremo, Ci sta. Troviamo il giusto ristorante e lo facciamo. Esatto, No, Henry, su quello esatto. che hai detto, ne approfitto perché mi hai dato un assist. Una delle accuse che mi è stata fatta nell'articolo che ho scritto ieri, nell'analisi di ieri, è stato l'utilizzo del termine squadra inesperta e squadra immatura. Okay? Io, come sempre, rispondo coi numeri perché poi c'è poco da dire su questo. Allora, al di là del fatto che l'età media della Juve, dell'11 iniziale della Juve di sabato era 26,9, quindi 27 anni fondamentalmente, il Cagliari 25,1, 25,1, sì, però insomma, parlando sì. dell'11 iniziale, che poi Sì, si è sì. abbassato quando sono entrati gli altri. Però io parliamo dell'11 iniziale, così, giusto Sì. perché per avere un dato di riferimento chiaro. 2 nel anni momento di iniziale, differenza di media, quindi ci sono, giusto? praticamente sì, Praticamente sì. esatto, 1,8. 1425 presenze in Serie A nell'11 iniziale della Juve contro 830, che poi diventano 1707 contro 993 se sommiamo anche chi è entrato nel secondo tempo. Ma se aggiungiamo che la Juve aveva 5 giocatori stranieri o 4 giocatori stranieri con precedenti esperienze nei massimi campionati nella top 5 d'Europa, quindi come Sì. Kelly 64 presenze in Premier League, Thuram 141
in Ligue 1, David 178 in Ligue 1 e Kostic 249 in Bundesliga. Il dato sale a 2339 presenze in Serie A contro le 993. Ok? Sembrano dati sterili, però poi alla fine, quando si parla di poca esperienza, questo è quello che cioè, parlano i numeri, ok? Parlano i numeri, esatto. c'è poco da quindi fare. ritorna anche il discorso che ho fatto io, appunto. E quindi il discorso è che effettivamente quando uno scrive che è una squadra che ha poca esperienza, è inutile lamentarsi di questo, lo dicono i numeri, cioè poi non è detto che l'esperienza in sé per sé sia poi uno di quegli attributi su cui basare completamente un'analisi. Assolutamente no, perché per esempio la prestazione di Palestra che ha 18 o 2005. No, sto pensando al numero di presenze in Serie A, una certo. ventina di presenze in Serie A, Sì. tanto per capirci, cioè non vuol dire, no? Che è il fatto che non abbia esperienza, sia un giocatore che non sa fare il suo lavoro. Però è uno, cioè da quel punto di vista è Sì, ma uno poi che ha già le stimmate del fenomeno comunque. se ci pensi però anche lui ogni tanto, cioè, ti interrompo giusto perché mi è venuto in mente proprio Palestra quando tu stavi facendo il discorso dell'esperienza, perché anche lui, se lo vedete, qualche volta anche lui si vede che gli manca qualcosina, no? Poi è chiaro, Che è normale per uno che è esatto, debuttante, ci mancherebbe. per cui sì, è devastante quando parte, ha ridotto davvero Kostic a un giocatore di seconda fascia con la sua prestazione, però anche lui lo vedo ogni tanto, soprattutto in fase difensiva, che qualche casino lo combina anche lui. Ma è quello, ma infatti il discorso è quello. Poi un altro discorso che secondo me abbiamo solamente tracciato rapidamente prima con Gianluca Viscogliosi, l'assenza di Mina porta al fatto che tu poi sia corto anche a centrocampo, perché sei costretto a far giocare De Iola dietro, perché hai l'altro, perché allora se Zé Pedro non si fosse infortunato al menisco avrebbe giocato Zé Pedro, credo abbastanza, cioè senza Certo. grossi dubbi, ok? Certo. Perché quella era una partita in cui dovevi far giocare lui. E a quel punto avresti avuto De Iola a centrocampo e avresti avuto un po' più di rotazioni anche in mediana, nel senso che con De Iola in campo magari a dopo poteva entrare nel secondo tempo, poi magari lo stesso Foloruncio poteva entrare nel secondo tempo, e invece in questo momento sei costretto a far giocare sempre gli stessi giocatori, sempre a spremerli in qualche modo, e probabilmente anche l'abbiamo detto spesso, a dargli troppi compiti in fase di contenimento che poi li rendono un po' stanchi per quella che poi è la fase invece di costruzione offensiva. Però questi dati della partita di ieri, ce n'è uno che vi voglio sottoporre, che è una costante anche questa di questo inizio del Cagliari, cioè questo dato qua, i passaggi riusciti nella metà campo offensiva, cioè su 394 su 454 passaggi totali, di cui 394 riusciti, soltanto 100, cioè 98, quindi un quarto di fatto, sono stati fatti nella metà campo offensiva della Juve, mentre la Juve su 556 passaggi fatti ne ha fatto 302 nella metà campo del Cagliari, addirittura sono 38 quelli riusciti nell'ultimo terzo offensivo, quindi il Cagliari è andato nell'ultimo terzo offensivo appunto dell'area della Juve, ha toccato 38 palloni. È poco, cioè questo è poco. Direi. Questo è il vero problema, nel senso che comunque quando tu hai difficoltà ad arrivare nella zona nella zona offensiva, quindi nell'area di rigore avversaria, o sei chirurgico e quindi arrivi 3 volte e fai 3 gol, esempio Sassuolo contro l'Atalanta qualche settimana fa. 2 settimane fa, sì. Esatto. Oppure fai una fatica esagerata, soprattutto se poi a ogni partita c'è il regalino di Natale anticipato per l'avversario che ti porta quasi sempre a essere, a partire dall'1-0, dallo svantaggio, dallo 0-1, ok? Certo. E questi sono secondo me un po' i dati su cui bisogna ragionare, al di là del fatto che il Cagliari cambi pelle e tutto, perché vi ho fatto prima l'esempio del Napoli,
cioè, ma lo ha fatto anche Italiano quando ha giocato contro il Como, cioè oramai cambiare sistema non vuol dire rinunciare alla propria identità. Detto fra che ormai il discorso del sistema, se tu lo dici all'allenatore, ancora con questi moduli, è un Appunto, discorso ma è per quello che ti completamente dico, è andato. per quello Quindi, che ti dico che cioè, su quello, secondo me, è cioè, è il modo sbagliato di mettere il focus. sì. Non è quello l'errore, non è Comunque, secondo me, poi secondo ovviamente. me una delle cose su cui riflettere, ragionare è la questione di Borrelli. Cioè, Borrelli è un giocatore che secondo me nelle partite in casa o anche in quelle in trasferta, quando tu affronti un avversario diciamo di pari categoria o comunque inferiore o leggermente superiore, quando comunque riesci a giocare molti palloni nell'area avversaria, nella tre quarti finale, insomma quello che hai detto tu, diventa un giocatore importante, come si è visto col Genoa. Quando invece deve fare sponda, deve, Far salire la squadra. prendere il pallone, distribuirlo a chi arriva, far salire la squadra, eccetera, lì ci sono tutti i limiti tecnici di questo giocatore. Per quello io timidamente dico che forse dovrebbe provare in trasferta, soprattutto con queste squadre, a far giocare Kilik-Soy, che secondo me tecnicamente è molto dotato e potrebbe regalare qualche sorpresa, insomma, e aiutare molto la squadra sotto questo profilo. Poi magari mi sbaglio, però questa idea continua a frullarmi in testa. No, magari è una cosa Ci sta. che è stata detta anche da noi, cioè io un Me paio lo di immagino. conferenze fa gli avevo chiesto proprio questo, perché non farlo giocare dall'inizio, Kilik-Soy, visto che poi alla fine, se lo devi mettere alla fine, gli ultimi minuti, sapendo che è un giocatore che ha insomma qualche chiletto di troppo, comunque ancora probabilmente una forma fisica non eccellente, meglio lo fai entrare prima, secondo me, e poi lo togli. Infatti io spero che mercoledì giochi 90 minuti. Beh, Cioè, la e gli speranza dai deve anche essere la quella, possibilità di certo. sbagliare eventualmente, Certo. però fagli Certo, fare 90 certo. minuti. Cioè, tanto alla fine non credo che il Cagliari abbia come obiettivo principale la vittoria della Coppa Italia in questo momento. Usa questa partita per dare spazio a questi giocatori che finora a campo ne hanno visto poco, ma non come, perché poi anche lì leggevo alcuni commenti, stai mandando i giovani allo sbaraglio perché così poi se No, ma fanno detto che male anche li il puoi Napoli farà demolire. turnover, attenzione, Sì, anche il ma Napoli poi farà dico, turnover, quindi ma non è questo allo ragionamento sbaraglio. poteva aver senso con un allenatore che con i giovani non ci ha mai lavorato. Sì, infatti, Ma fare questo appunto. discorso con Fabio Pisacane, che ha sempre lavorato con i giovani, cioè vuol dire proprio non avere contezza di quello che è il contesto generale in cui sta Beh, operando il certo. Cagliari. Quindi è E se chiaro poi ci che pensate che giocatori eh, come Idrissi o lo stesso Littetta, che erano signori sconosciuti, adesso pian piano si stanno formando in Serie A, insomma, quindi è un lavoro molto certo, importante. no, ma anche No, quello ma poi detto anche, ricordatevi una cosa, che Palestra venne messo dal nulla titolare a Napoli. Quando esatto. Esatto. abbiamo visto la formazione, Palestra titolare. E ha fatto un Ricordiamo partitone. bene Certo, questo. certo, E poi E ha certo, non è fatto più certo. un uscito, partitone. ovviamente, E però ha fatto un è stato partitone. messo da sui con 2 allenamenti col Cagliari, perché era appena arrivato. Sì, ma Quindi su Sì, quello tutto si infatti può io credo dire, che, ha credo che la ampiamente lettura mostrato. sui giovani sia, cioè che spesso qualcuno fa nelle sue analisi e nei suoi commenti sia fuori focus, ecco, anche da questo punto di vista, perché sottolineare quanto questa squadra sia inesperta non vuol dire dare addosso ai giovani, anzi, il contrario, però vuol certo. dire semplicemente mettere nero su bianco il fatto che questa è la situazione e che tu lo sapevi che sarebbe successo questo, perché dall'inizio dell'anno tu sapevi che puntando su un allenatore senza esperienza, abituato a lavorare con i giovani, che doveva lanciarti qualche giovane, e beh, questo io credo che con altri allenatori Litteta non avrebbe mai avuto 2 presenze in Serie A da titolare contro Verona e Juventus, e probabilmente non si allenerebbe neanche più in prima squadra, cioè credo che questo sia abbastanza chiaro, così come Idrissi probabilmente ora vedrebbe qualche scorcio di partita invece che avere già diverse presenze da titolare, addirittura il primo gol in Serie A, per cui
lungi da me, ribadisco, difendere Fabio Pisacane, perché non ha bisogno sicuramente della mia difesa, ma io non sono il suo avvocato, semplicemente a me piace sottolineare quanto conti anche in questo caso la poca esperienza, e che tutto era messo in conto, cioè il Cagliari aveva messo in conto che se Pisacane avesse avuto difficoltà comunque ci poteva stare, visto che era la prima esperienza in Serie A da primo allenatore. Come ho detto l'altro giorno, non ha fatto neanche da vice ad altri allenatori di esperienza o titolati, cioè è stato lanciato praticamente subito, ok? E quindi quando io faccio determinati commenti, sicuramente se ci fosse stato un altro allenatore con più esperienza di lui, con molta più esperienza magari anche di lui, sicuramente i miei commenti sarebbero stati diversi, ma non perché sono amico dell'allenatore, perché non è questo certamente il discorso, semplicemente perché se avessero messo Luca Di Leonardo, che ha 0 panchine in Serie A, o Enrico Gaviano, che ha 0 presenza in Serie A da allenatore, comunque a prescindere da tutto ci sarebbe stato, almeno da parte mia, nel ragionamento del contesto generale, chiaramente la mancanza di esperienza è su questo un elemento da cui non si può prescindere nell'analisi, perché quando tu lanci l'allenatore giovane o meglio, per pensare di poter avviare un progetto di valorizzazione dei giovani e via dicendo, uno non puoi pensare di avere i risultati subito, perché magari i risultati ti arrivano pure subito, intendiamoci, come è successo nelle prime giornate, ma non è quello l'obiettivo a lungo termine o a medio-lungo termine. E il problema è che noi, come sempre, siccome siamo profondamente italiani, anche se siamo sardi, ma su questo siamo profondamente italiani a livello di gestione della divisione calcistica, noi vogliamo tutto subito, Certo. vogliamo tutto subito, ed è comprensibile, ed è più che comprensibile, cioè intendiamoci, è più che comprensibile. Però dico, se al posto di Pisacane fosse stato Allegri, sicuramente, o Pioli, sicuramente sarebbero stati altri commenti da parte nostra, giustamente anche, credo, certo. Perché sarebbero state anche diverse probabilmente le aspettative con un allenatore del genere. Ma quando tu stai lanciando un allenatore giovane che non ha esperienza, che gli devi anche dare modo di sbagliare, perché è stato detto in maniera chiara dalla dirigenza che l'allenatore dovrà anche poter sbagliare, poi è chiaro che questa cosa si può accettare o meno, su questo si può discutere, però non si può prescindere nell'analisi da questi elementi, secondo me. Così, giusto perché avevo tolto il mio altro sassolino, Luca. Oggi è il giorno dei sassolini. Vabbè. No, però io a chiusura di questa situazione è ovvio che probabilmente, perché allora il tifoso sogna ed è giusto che sia così. Il tifoso va allo stadio, paga il biglietto e può giustamente contestare sempre nei limiti, perché l'educazione secondo me è sempre alla base. Però l'idea è che questo Cagliari probabilmente sia stato sovrastimato, nel senso che l'inizio in una certa maniera, il pareggio con la Fiorentina, perché prima giornata pareggio con la Fiorentina, un buon punto. Poi dopo 13 giornate nessuno si aspetta che la Fiorentina ha 6 punti con 0 vittorie, e questo è un dato di fatto, per ritornare al discorso di Pioli. Poi c'è stato cambiato l'allenatore e non sta riuscendo a cavarne piede. Anzi, se avete visto ieri a Bergamo, insomma, c'è stato anche un faccia con la curva. Tanti lo volevano a Cagliari. Ma che è stato accolto. No, ma poi anche a Firenze era stato accolto quest'anno a Firenze rispetto agli altri anni. Non c'era la contestazione. È arrivato Pioli, siamo a posto. Ok. Quindi c'è anche la percezione a inizio campionato in generale. Però poi effettivamente vai a vedere quello che succede, e nel momento in cui c'è un'involuzione, ok, l'allenatore, ma ci sono anche i giocatori. Dove? E questa è una domanda che faccio a tutti e due, perché c'è questo problema. Io avevo avuto discussione con alcuni amici. Dove è il momento dell'errore dell'allenatore nel dare determinati compiti a certi giocatori, e dove è il problema del giocatore che effettivamente non entra in condizione? Su Gaetano, da quanto si sta parlando di Gaetano? Il primo anno che è arrivato con Ranieri, ha avuto una determinata rendita che lo scorso anno non ha avuto, e che anche quest'anno non ha avuto. Infortuni, quello e quell'altro, deve entrare in condizione. Quanto ci si impiega a entrare in condizione? Non si sa. Folorunson nelle prime giornate è stato devastante, con degli strappi clamorosi, dove si vedeva
che comunque era un giocatore che poteva fare la differenza. Mi viene a pensare la partita contro il Genoa, dove a un certo punto è partito per fare la sua sgroppata, ma è finito in fallo laterale. Cioè aveva proprio sbagliato il modo. E allora, quanto è colpa dell'allenatore e quanto è colpa del giocatore che in campo non si rende conto di determinate situazioni? Perché questo è il punto, secondo me. Dov'è l'errore di Pisacane e dove invece è la colpa dei giocatori? Vai Henry. Ma guarda, insomma, un po' complessa Lo so. come domanda, sono anche un po' in difficoltà, però io penso che se c'è stato errore da parte di Pisacane, probabilmente è che in alcune partite ha cambiato appunto da una partita all'altra di fila la formazione, forse questo ha creato un po' di problemi alla squadra che scendeva in campo all'inizio, sai, perché comunque ci vorrebbe più un'abitudine a avere più o meno sempre gli stessi compagni a fianco. E sui giocatori invece, tralasciando il fatto che sinora qui, almeno da quando ci sono io in stamattina, non abbiamo detto del casino che chiaramente è emerso dopo l'infortunio di Belotti, perché quello insomma è stato un po' uno spartiacque. Alcuni giocatori in effetti secondo me stanno rendendo un po' meno rispetto a quello che ci si aspettava. Foloruscio è l'esempio classico, perché appunto all'inizio è stato veramente eccezionale, poi man mano si sta un po' spegnendo, diciamo, anche se a Torino l'ho visto un pochino in ripresa. L'altro è Gaetano, che Gaetano tecnicamente è assolutamente super, però evidentemente fa fatica, anche perché forse certe volte quando viene messo in campo non capisce bene quali sono i compiti, o Pisacane non riesce a spiegarglieli bene. Ecco. Questi sono i due giocatori che secondo me più di altri dovrebbero migliorare, e il loro miglioramento darebbe una spinta molto molto importante alla squadra. Io ti dico invece che secondo me la verità sta nel mezzo, come sempre, cioè sicuramente Pisacane ha le sue colpe e i giocatori hanno le loro colpe nel non capirsi probabilmente, nel non trovare ognuno per la propria parte la soluzione. Nel senso che anche secondo me comunque c'è troppa richiesta verso questi giocatori, soprattutto penso a livello tecnico, cioè quello che si diceva anche ieri, cioè se tu chiedi un tipo di palleggio a chi non lo sa fare, lo stai, ok, sì, provando ad andare oltre i propri limiti, perché è una delle cose che piace dire spesso anche agli allenatori, ma in realtà lo stai incasinando, cioè lo stai mettendo in grossa difficoltà, e non tutti rispondono alla difficoltà nello stesso modo, perché magari c'è il giocatore che nella difficoltà si esalta perché rifugge il panico, e c'è invece il giocatore che nella difficoltà affoga perché il panico lo strozza. Ok, ma questo vale per le gestioni umane, cioè non solo, Certo, sì, non solo in assolutamente. campo, cioè, ok. Nel finale di partita c'è stata una domanda in conferenza stampa di Lele Casini, che ha chiesto se probabilmente a Pisacane gli ha chiesto se il timing dei cambi non fosse sbagliato, nel senso che magari appunto Gaetano e Chilixo si potevano far entrare un po' prima, sbilanciando di più la squadra, e Pisacane ha detto secondo me no, perché se avete visto gli ultimi minuti abbiamo rischiato tanto in quella condizione, ed è vero, cioè nel senso che comunque se riguardiamo la partita il Cagliari ha gestito in maniera devastante, secondo me, alcune ripartenze finali che si sono trasformate con un tocco sbagliato, da possibili azioni offensive in possibili pericoli. Certo. Poi lascia perdere che la Juve ha gestito come ha gestito e via dicendo, però nel senso su quello è probabilmente poi un po' anche il discorso, cioè Se ci l'immaturità pensi, di cui io ci sono state
io a memoria ricordo almeno 5 incursioni davvero pericolose, le 2 di Palestra nel primo tempo con il tiro e il gol, Sì. poi e nel secondo tempo c'è quella di Zappa, Idrissi. quella di Idrissi e quella di Felici. Esatto. Cioè che tu dici, cavolo, ma sono entrati quasi come il burro nella difesa della Juventus, quindi insomma ci sono viste queste cose che danno l'idea di una squadra che comunque c'è, solo che non ha la continuità ancora per poter andare lì e portarsi via un pareggio, addirittura una vittoria, perché se avesse tenuto dopo l'1-0, no, la partita si poteva anche incanare in maniera diversa, perché la Juve magari avrebbe iniziato a... Beh, che c'erano tra già i l'altro fischi del pubblico, esatto, attenzione. tra l'altro prima del gol, prima della rete di Esposito, la Juve non aveva fatto un tubo, Sì, sì. oltretutto, se ci pensate. E quindi quell'episodio è stato poi la chiave di volta di tutta la partita, però, ripeto, con tutte queste iniziative che ha avuto il Cagliari, sono poche, non lo so, però erano tutte molto, molto incisive. No, poi c'era un altro discorso sulla mentalità passiva che ho letto in un commento che mi trova d'accordo. E effettivamente questa squadra è come veramente che da quando si è infortunato Belotti sembra quasi che abbia perso certezze, che abbia perso l'anima in qualche modo, perché veramente c'è stato un cambio a livello anche di atteggiamento proprio in campo, che è cambiato completamente, in peggio per quanto mi Certo. No, in riguarda. peggio, certo. È una squadra che non è sicura di sé, e il gol dell'1-1 dimostra secondo me questo. Poi è anche una squadra che riesce comunque a rimanere in partita, perché tiene sempre la partita in bilico, perché se andate a vedere tutti i risultati, anche nelle peggiori sconfitte, comunque la squadra ha sempre dato la possibilità, cioè ha sempre avuto la possibilità Tenuto il o di risultato pareggiare o di aperto, sì, riaprirla in qualche modo, ok? sì. Il problema è che però manca sempre la cattiveria giusta, o per chiuderla, vedi col Genoa, o per riaprirla, tolto il Verona, perché molte altre volte in realtà non è capitato questo. E serve che questa squadra si assesti, secondo me, perché anche, o meglio, per questo assestamento secondo me serve anche un po' di semplicità e di leggerezza. Cioè spesso mi sembra che questa squadra cerchi di fare cose troppo elaborate, no? E quando in realtà magari ha difficoltà a fare le cose più semplici. Cioè, siccome Enrico è un grande esperto di cucina, il grande chef stellato che fa le cose super ricercate, super elaborate, necessariamente deve avere comunque le basi per poter fare un purè di patate, per poter fare lo spezzatino, ok. Poi da lì Sì, ma chiaramente infatti vai oltre, però una quello delle devi cose, averlo. una delle cose che fanno cucinare agli chef è l'uovo fritto. Se lo fai bene vuol dire che sei bravo. Lì. Perché Quindi così Uomo canta. mi sembra che questa squadra ogni tanto abbia delle difficoltà a fare l'uovo fritto, e invece si vuole lanciare nel finger food, capito? Questo è un po' uno dei limiti. E poi, ripeto, ci sono dei giocatori che dovevano essere trascinanti, che non stanno trascinando proprio nulla per mille motivi. Un altro spunto che vi lascio, che ieri insomma, nella mia analisi ho sottolineato, il fatto che, tolti i 2 gol di Felici contro Parma e Verona, per il resto il Cagliari non ha mai avuto un gol da non subentrato. Da chi subentra? Cioè, soltanto lui in queste partite. Quindi anche questo, sai, cioè nel poter sapere di non avere sempre quell'arma, no? in partita in corso che ti cambia tutto. Cioè, in passato lo era Luvumbo, per dire. Lo stesso Felici lo è, ma deve ancora trovare quella consacrazione definitiva. Kilixoi ha fatto 3 passaggi, cioè stiamo guardando i dati, ce li ho di fronte, ha fatto 3 passaggi contro la Juve.
Secondo me la difficoltà è anche questa, è che è una squadra che deve ritrovare se stessa, deve ritrovare secondo me serenità e leggerezza, che in qualche modo, il fatto di non vincere da più di un mese, quasi un mese e mezzo, perché a oggi sono 73 giorni che il Cagliari non vince, Quindi più e di 2 mesi. Sì, sì, 2 mesi e mezzo un mese e mezzo. praticamente. Serve ritrovare quella serenità che necessariamente invece ora, questo tipo di mese, cioè quindi con Napoli, Roma, Pisa, cioè Atalanta, Pisa e Torino, Vabbè, dai, sono partite facili col Pisa comunque. e Torino è tutto a posto, ce la Sì, facciamo. sì, 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 Questo è l'ottimismo del decano. Però ci devi L'ottimismo arrivare del a decano. sfidare il Pisa. Nel Il frattempo hai 3 problema è partite. che le E due prima. precedenti sono abbastanza mazzose, insomma. Le tre, dai, perché mettiamo in mezzo Anche da anche la Coppa Napoli. Italia, perché No, mercoledì anche alle Sì, 18 però perché... si quella, gioca. allora, la partita di Napoli, ragazzi, serve soprattutto a quello che dicevi prima tu, Francesco, e cioè fare minutaggio, esperienza a giocatori, in particolare Chilixoi, che ne hanno assolutamente bisogno. Poi si può anche perdere, sperando di non perdere la faccia, però esatto. l'obiettivo del Cagliari è scendere in campo nelle migliori condizioni contro la Roma e cercare di fare il risultato, perché si può fare anche quello. Assolutamente. Certo, certo che sì. Mercoledì serve per dare... ricordiamo anche Rodriguez, che comunque magari ci sarà la possibilità di vederlo finalmente. Cioè, Esatto. Cavoti, mi viene a pensare giocatori... Luvumbo, che magari Sì, che nell'ultima partita... sull'Uvumbo si potrebbe fare una puntata intera sì, di sì. Forse, buongiorno. forse non basterebbe. Forse non basterebbe. Vabbè. Vabbè, Va bene, Henry, Eh, grazie ovviamente di essere stato con noi. Ci vediamo grazie, presto spero in, di in essere stato conferenza. sufficientemente divertente, perché Assolutamente. il mio La obiettivo è sempre prossima, questo. la prossima appunto, facciamo puntata serale al tavolo con Ivan, anche Paone. Voi scegliete il Benissimo. vino, Luca beve, esatto. E io vi vi faccio le guardo. domande. Va Esatto. Va bene. bene. Io vi guardo. Ciao Benissimo. Henry, Ciao, Ciao buona grazie. Henry, giornata. grazie Grazie Ciao. mille Enrico a Ciao. te. Gabbiano, buona Ciao, giornata ciao. e buona Ciao Henry. settimana. Ovviamente. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. Nel Tra frattempo, traccata resusciteremo Baldanza di Bala addirittura Ferguson. Vabbè, che poi, allora, sul discorso bisogna anche capire che settimana sarà. Io sono molto curioso perché comunque sono 5 partite importanti dove comunque è ovvio che il risultato cioè tu la giochi mhm, perché il discorso è sempre lo stesso. L'uovo e la gallina in una situazione del genere secondo me non si può assolutamente avere, nel senso che non puoi vincere e giocare bene, ma sarebbe la cosa perfetta. Però tra il vincere e il giocare bene la preferenza sarebbe sul fare punti, al di là del gioco, perché comunque se il Cagliari vince 1-0 e gioca male, sì va bene, non è andata bene, però hai preso 3 punti. Se tu giochi bene e la perdi, sì ha giocato bene, però rimani sempre fermo lì. E visto che le altre squadre comunque in un modo o nell'altro si sono avvicinate, perché il Cagliari ha 11 punti, ha un punto in più del Pisa che è terzultimo, togliendo Verona e Fiorentina che hanno 6 punti, però il Cagliari ha pari punti col Parma, col Genoa, c'è comunque il Torino, c'è il Lecce che ha superato perché ha 13 punti con la vittoria sul Torino. Insomma, è una situazione dove anche un punto ha la sua importanza. È ovvio che l'ideale sarebbe vincere, ci mancherebbe. Però anche un punto, perché se tu prendi un punto a Torino, va bene, va assolutamente bene, al di là degli errori. Il problema è nel momento in cui non prendi punti e prendi gol, prendi tanti gol. Perché prendere 16 gol in 6 partite, 6 giusto? 5, no, in 9 partite, scusa. Hai quasi 2 gol di media a partita, eh. 2 gol di media a partita sono tanti. Questo è un dato oggettivo. 2 gol di media a partita sono tanti, anche perché non fai 2 o 3 gol a partita. Ne hai fatto 9, che ne fai 1 di media a partita. Quindi parti già con un gol di media a partita fatto e 2 gol di media subiti equivale a una sconfitta. 1-2. Questo è
è la Sì, situazione. ma ribadisco, la cosa che dispiace della partita di sabato, che è quello che poi diceva Gianluca prima, cioè effettivamente quella sensazione di potercela fare contro una Juve non irresistibile, perché la differenza la fa quello. Poi sai, giochi contro una schiacciasassi, fuori casa, ti mette sotto 4-0, ti lecchi le ferite e te ne torni a casa. Ma Che qui poteva essere Como, attenzione, questa è la cosa incredibile, poteva essere Como Cagliari quel tipo di partita. E sì, invece è invece fatta 0-0 e tu l'hai vista, e lì sì, 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 un sì. atteggiamento Ma infatti io, diverso. io mi aspettavo, ti dico la verità, io mi aspettavo, cioè io comunque continuo a essere convinto che questa squadra in questo momento storico preciso, soprattutto fino a che non prende, cioè non fa delle correzioni a gennaio sul mercato, e secondo me deve arrivare un giocatore di peso per ogni reparto, quindi uno in difesa, uno a Uno a centrocampo e uno in centrocampo e uno in attacco, attacco, sì. e fare un po' di pulizia di giocatori che in questo momento fare pulizia è orribile. Eh, cioè, liberarsi, ecco, di giocatori che in questo momento non... Sfoltire la rosa e Ecco, magari andare su sì. giocatori che sono più No, più che altro giocatori performanti che per quel tipo di sono... gioco. Ma sai cosa soprattutto? Sono giocatori su cui tanto non punti, però sono alibi per altri. No, ma sai, se avesse messo quello, se avesse messo quell'altro, e invece li mandi a giocare, se non ci punti, cioè dico, non perché io personalmente darei molto spazio a diversi giocatori che in questo momento non ne hanno avuto, però se non ci devi puntare perché pensi che non siano adatti, mandali a giocare, non tenerti lì, non ti servono a niente tanto, non servono a niente, cioè gli stai facendo perdere un anno o gli stai facendo perdere un periodo importante di carriera, che siano giovani o che non siano giovani, cioè, tanto se non li devi far giocare è inutile averli lì per poi usarli Ma poi anche una il volta ogni giocatore non morte è di papa. contento, fra, e quindi anche Esatto, l'ambiente quindi ne risente, è un dato di esatto, fatto. sfoltire la rosa, e puntare su giocatori pronti, adatti, cioè che siano il Mine Gaetano di turno di 2 anni fa o il Caprile dell'anno scorso, capito? Giocatori che non devi aspettare, giocatori che sono pronti all'uso, arrivano, pam, sono da subito pronti a fare la differenza. Ok? Quello secondo me serve. E fino ad allora però io non mi stupirei appunto se il Cagliari invece giocasse stile Como, appunto già domenica contro la Roma, a Bergamo settimana prossima ancora, perché è una squadra che secondo me fin qui ha mostrato di non avere le capacità di fare la partita, perché se deve fare la partita, guardate la partita contro il Genoa, va in difficoltà perché non riesce a farla la partita. Ma poi l'ha Per detto anche cui Pisacane sulla coperta troppo corta. Se noi siamo troppo offensivi, dietro ci prendono in infilata, come è successo col Genoa. Ci deve essere un equilibrio, ok? Perché comunque la partita col Genoa, tanta amarezza su quella partita. Perché quella era una partita, tu immagina, con 3 punti in più, con 2 punti in più. Non dico che sei ma più infatti, allora, tranquillo, però hai 2 punti la in più. cosa, la cosa che in questo momento, e lo leggo, e su questo sono d'accordo con il commento, cioè la cosa strana di questa squadra è che per come è costruita, per come gioca, dovrebbe fare i punti. Cioè, dovrebbe essere una squadra in grado di riuscire a portare a casa almeno un punto a partita, magari senza spettacolo, senza grosse cose, invece nelle ultime giornate non sta riuscendo in questo. Io non mi aspetto da questo Cagliari che vinca 4-0, che stupisca, che faccia gioco, che diverta. Non me lo aspetto, sinceramente. Però non mi aspetto neanche che ogni partita ci sono i rimpianti, ogni partita ci sono i regali, ogni partita ci sono gli errori, ogni partita è no, ma se. Capito? Perché ogni partita ti sta lasciando questo rammarico. E Esatto, sì, sì. sinceramente si sta rivivendo un po' quello che succedeva anche l'anno scorso con Nicola. Cioè, quando io parlo di squadra immatura, parlo anche di questo. Squadra immatura in generale, cioè, ci metto dentro l'allenatore, ci metto dentro Tutto, certo, assolutamente. anche la dirigenza e quant'altro, capito? Però se tu sai che non puoi giocare in un determinato modo,
ostinarsi a provare a voler giocare in un modo che non ti appartiene. Cioè, ok, provare a vedere, no, cioè io capisco anche l'intenzione di provare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto in passato, però se poi alla fine il risultato ti dice, cioè sia il risultato che la prestazione spesso ti dicono che non sei in grado di imporre il tuo gioco, allora gioca di rimessa, però fallo bene. Capito cosa ti voglio dire? Certo, no, no, Cioè, assolutamente. fa Poi sì di che sia almeno necessità virtù, produttivo, certo, sì, sì. fa sì che sia almeno produttivo il modo di giocare, che non sarà bello, però almeno, cioè, però sai, intanto mi salvo, poi vediamo. E invece questa, Esatto. però ripeto, fa sempre parte del percorso di crescita, del processo di crescita. Però ci deve essere anche un equilibrio fra, nel senso che ok, Certo, ok tutto, però senza dubbio, attenzione, a un certo punto, ma insomma, infatti, il Belotti di turno, il Foloruncio di turno, la conferma di Mina e tutte queste cose qua sono fatte proprio perché tu comunque in un percorso di crescita in cui hai tante incognite devi avere dei giocatori su cui appoggiarti, lo stesso Esposito e via dicendo. Capito? Non tutti però in questo momento stanno rispondendo presente. Esposito sì, per dire. Esposito a Torino ti ha dimostrato di essere quel giocatore su cui effettivamente puoi poggiare la tua manovra offensiva. Ci ha messo un po' di tempo, credo anche soprattutto perché nelle prime partite era troppo sacrificato in una posizione, in compiti che probabilmente lo distoglievano da quello che è la sua caratteristica migliore, che è quella di creare il gioco e di fare casino, tendenzialmente dalla tre quarti in avanti. Esposito ti ha risposto bene a Torino, Palestra stesso ti ha risposto bene, De Iola ti ha risposto presente a Torino, anche giocando in un ruolo che non è il suo. Però ci sono i vuole giocatori che in questo sicuramente, momento non stanno rendendo. esatto, Cioè tu, assolutamente. Foloruncio l'hai preso per fare la differenza e fin qui non l'ha fatta. A dopo l'hai riscattato e l'hai fatto titolare per fare la differenza, in questo momento non la sta facendo. Prati nelle ultime partite ha avuto un'involuzione pazzesca perché nella prima parte di stagione stava riuscendo a cambiare il suo modo di giocare, no? Riuscendo a diventare l'equilibratore, il giocatore che fa filtro più che quello che propone. Nelle ultime 3-4, forse anche 5 partite, Sì, sì, è da un crollato. totale, non a caso ha giocato Liteta a Torino titolare. L'altro è Gaetano, che fin qua sta facendo bene a sprazzi. Io ho paura per Gaetano, e l'ho già detto e lo ribadisco anche oggi, che la gestione dell'infortunio dell'anno scorso sia stata dannosa per il prosieguo della sua carriera. Cioè l'anno scorso tenerlo in piedi appiccicato con lo scotch e via dicendo, quando in realtà si doveva operare e poi magari riuscire a rientrare magari anche a fine campionato, è stato un rischio che in questo momento non sta pagando, perché è un giocatore che comunque di fatto si è saltato tutto il ritiro, perché lui è entrato in gruppo a fine ritiro, a fine estate fondamentalmente, e ogni volta Pisacane ti dice no, ma perché non ha i 90 minuti, perché ancora se devo inseguire, se devo fare un certo tipo di partita, lui non ha le caratteristiche giuste. E quindi, come dice giustamente Gianluca Brundo, stanno fallendo gli esperti, non i giovani. Sì. I giovani ci sta che sbagliano, ragazzi. Cioè, Ma e poi chi non è dice nemmeno che questa noi ce la aspettativa prendiamo con i gigantesca. giovani, No, ma figurati. no, ma chi dice che noi diamo la colpa ai giovani vuol dire che non ha capito niente di quello che stiamo dicendo dal primo giorno di ritiro. I giovani che sbaglino, perché solo con l'errore cresci, e vale per i giocatori e vale anche per lo stesso allenatore. Ma il rischio calcolato è stato quello di inserire giocatori di esperienza che fin qui quell'esperienza non la stanno dando. Lo stesso Mazzitelli, per dire, che è arrivato per fare il vice Prati. il backup di Prati, diciamo così, non lo si è mai visto, perché non lo si è mai visto. È un giocatore che non è giudicabile da quel punto di vista, perché cosa vuoi dire di Mazzitelli? Capito? E quindi quello è un po' il ragionamento globale. Vediamo, perché ripeto, sarà un
il mese di dicembre è tosto, gliel'ho scritto ieri. Io ho già ordinato l'armatura, è in arrivo, domani arriva. Sì. Quindi perché sarà un mese importante anche perché Io la parrucca ci devono essere, invece. ci devono essere necessariamente Combatto così. delle Il risposte pettinato. fra. Esatto, pettinato perfetto. Bello col gelatina. No, ci Sì, dovranno essere necessariamente una delle frangia risposte. C'è finta. poco da fare. Certo. Perché con la Roma è una partita. Allora, Napoli, ok, magari lì verranno provate le seconde linee e bisogna vedere qual è la situazione. Ok? L'importante non esatto, traccata, giusto? Quello sempre, l'importante è non sbagliare nell'ordine, ok? Con la Roma e con l'Atalanta sono due partite dove effettivamente le due squadre che vai a sfidare sono più forti tecnicamente, ma non vuol dire che non devi fare punti. Ma E certo, poi ma hai infatti Pisa e Torino. l'errore è ragazzi, cioè, può succedere di tutto, cioè, perché tu a Esatto. Torino potevi tranquillamente vincere, cioè per come si stava mettendo la partita potevi fare di tutto per vincere, e invece hai preso un gol da Polli, l'ennesimo gol da Polli di questa stagione, dopo 18 secondi, in quel modo. Ripeto, guardatevelo al rallentatore, fatevi questo favore. Sì. Andate su YouTube, sul profilo di DAZN, Però prima velocità respirate bene, 0,5, respirate bene mettete prima. velocità 0,5, così ve lo guardate proprio, non dico frame per frame, ma quasi, perché rallentato vi rendete conto della follia nella gestione di quell'azione. E lì potete dirmi quello che volete, ma l'allenatore cosa c'entra su quello? Sulla scelta del singolo, cosa c'entra? Così come il Su più nutrizionista, singoli, che tra colpa l'altro. ne ha se il suo paziente non segue la dieta? Perché tanto è sempre questo che decide, cioè non è che puoi imporre qualcosa. Finché tu lasci la scelta a una persona di fare le cose, finché parliamo di esseri umani, non di robot, l'essere umano avrà sempre la possibilità di scelta, anche se poi sa quale deve essere la scelta da fare, avrà sempre comunque anche l'altro pensiero. No, ma forse, però, vedendo come si sta mettendo la situazione, forse è meglio che io faccia quella cosa. A volte poi. No. Capito? Assolutamente. Quindi, non lo so. Non lo so. Ragazzi, comunque non è che Pisacane è andato. Mi raccomando, adesso che abbiamo segnato, lasciatelo solo Ildiz, Tranquilli, lasciatelo solo. Dai, su. Ma però, per dire, anche l'ultimo commento di Christian dice: manca mentalità oltre che qualità, basta pensare che non vinciamo nemmeno per sbaglio con una grande e partiamo già sconfitti. Secondo me invece contro la Juve era stata messa bene la partita, era stata preparata in maniera giusta, perché il fatto che sei passato in vantaggio ti dimostra questo, perché comunque la Juve aveva già provato a fare male al Cagliari e non aveva ancora segnato, e il Cagliari ha fatto gol sulla prima azione che ha avuto, la prima vera azione che ha creato. Quindi secondo me su quello, per quello che io dico, in altre partite ci sta anche questo tipo di commento e di ragionamento. Contro la Juve secondo me no, e anche contro la Lazio per esempio no, ci sta molto meno, perché non lo so. Comunque vedremo adesso, dopodomani. Io sono molto curioso di vedere come risponderà il Cagliari contro il Napoli, perché comunque non bisogna buttare come si chiama, l'occasione, pensare che tanto è una partita già persa. No, secondo me è un errore quello, perché poi allora sì, davvero non hai mentalità, perché se tu pensi che a Napoli vai in vacanza per vedere questo, secondo me no, però vediamo un po'. Staremo a vedere, perché andiamo 11:34. Adesso mi sono accorto dell'orario. Ci sta. Vabbè, ci stava oggi, assolutamente, dai. dai. Ci Un mancherebbe. po' di sfogatoio. Esatto. Va bene. Va bene. Ragazzi, fino a domani. Appuntamento stasera alle Sì, 18:15 con giusto. Cagliari Social Quindi, Arena. se avete altre Quindi, cose da dire sul esatto. Cagliari, approfittatene stasera. Esatto, stasera dalle 18:15 alle 19:15, insomma, Cagliari Social Arena, dove andremo a snocciolare ancora di più i dettagli. Ci saranno comunque, non diciamo gli ospiti 20 stasera, perché ci sarà comunque da parlarne e da visionare per bene ciò che è successo sabato, ma in generale
qual è appunto l'andamento del Cagliari, quali sono le prospettive, insomma, per questo mese di dicembre, che sarà inevitabilmente freddo magari dal punto di vista climatico, ma caldo più che altro nelle aspettative su quello che potrà essere appunto il Cagliari nelle prossime 5 partite. Grazie Fra, grazie ovviamente Grazie a tutti gli utenti, grazie ancora ragazzi, grazie a chi ha fatto le Grazie a chi ha donazioni, donato. ricordatevi sempre che vi potete abbonare e soprattutto ci sarà la possibilità, lo diciamo, ci sarà mercato anche per i non abbonati, ok, per Fanta 131 come regalo di Natale. Regalo di Natale. Ok, però poi adesso vediamo un po' come dividere per bene, quindi da questo punto di vista ci stiamo lavorando, però abbiamo spoilerato questa cosa qui. È giusto da fare comunque per Natale, dare la possibilità a tutti magari di fare, vediamo quante variazioni, ok? Ci vediamo stasera alle 18:15, domani dalle 10 con un nuovo appuntamento Buongiorno 131, con una settimana che vedrà il Cagliari impegnato mercoledì in Coppa Italia e poi domenica, mercoledì in Coppa Italia allo stadio Maradona contro il Napoli e domenica all'Unipol Domus alle ore 15 contro la Roma. Grazie ragazzi, buona giornata, ciao Fra, ciao a tutti, andiamo di Ragazzi. sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, fra il campo e il mare, c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.